Abbiamo qui con noi Sara Massarelli, centrocampista del Luserna Calcio Femminile. C'è stata una lunga pausa, 3 settimane circa, e di certo non riniziamo il campionato con una squadra semplice. Sicuramente il Mozzanica non è una squadra semplice, all'andata è stata dura riuscire a tenere i loro ritmi, cambiano gioco in modo rapido, si trovano a memoria e noi dovremmo cercare di chiudere gli spazi il più possibile e magari ripartire in contropiede sfruttando la rapidità dei nostri attaccanti che, come a Tavagnacco, hanno dimostrato di poter far male. Quale giocatrice del Mozzanica avete patito di più? Più che il singolo abbiamo patito, diciamo, il collettivo. Se poi devo fare qualche nome, diciamo che la coppia Giacinto e Giuliano, come si dice, ci ha fatto vedere i sorci verdi. Speriamo di dimostrare di più, di portare a casa un risultato che dia morale, che dia fiducia, soprattutto per la prossima settimana, che lì sì che dovremmo tirare fuori gli artigli. E quale invece hai partito di più come squadra? Credo mi sia rimasta più impressa il pari, perché sotto di 1-0 è riuscita a ribaltare il risultato con grinta, con gioco di squadra, mettendoci la voglia, la cattiveria, quello che invece noi non siamo riusciti a dare, però sono convinta che abbiamo e quindi cercheremo di dimostrare diversamente nelle prossime partite. Ok, grazie Sara e in bocca al lupo per sabato e per le altre partite. Grazie.